Ci troviamo a Passo Sommo, poco sopra l'abitato di Folgaria, e la meta di oggi sarà il Rifugio Paradiso. Il paesaggio invernale è davvero fantastico, la neve fresca non manca, purtroppo anche un po' di vento. Messe le ghette e le ciaspole, non ci rimane che partire. Da Passo Sommo si segue l'indicazione verso Cima Cornetto. La strada è una strada forestale bellissima, interamente coperta di una soffice neve. Continuiamo a camminare a tratti nella bufera verso il Rifugio Paradiso. Ora siamo in quota circa sui 1600 metri e la strada dovrebbe procedere tutta in pianura. Avanziamo molto ma molto lentamente perché sprofondiamo parecchio nella neve nonostante le ciaspole. Ora vi faccio vedere. Finalmente arrivati al Rifugio Paradiso. Io sono cotta, Stefano non lo so. Il rifugio è aperto, adesso ci godiamo un po' di calduccio e mangiamo qualcosa. Sono morta. E adesso facciamo ritorno al Passo Sommo dalla stessa strada.
Siamo ritornati al punto di partenza. La ciaspolata è stata bella, un po' impegnativa per la bufera. Solitamente il tempo non è così brutto proprio. Quindi se il tempo è bello è per tutti, altrimenti è un po' più difficile. Mi raccomando, sempre le ciaspole e le attrezzature di montagna. Come sempre un saluto e alla prossima!